Se dovessimo dire chi è Giovanni Bellini, diciamo che è un capostipite. Giovanni Bellini è un gigante della pittura, un grandissimo maestro, un uomo che si è preoccupato sempre anche di trasmettere il suo sapere, un passaggio ineludibile nella storia dell'arte occidentale tra 4 e 500. Giovanni Bellini ritrova dalla tradizione e rinnova in maniera radicale una serie di temi che poi avranno una fortuna immensa sia di critica che anche di pubblico al suo tempo. Nella mostra abbiamo individuato una serie di soggetti, di temi, che sono quelli portati al successo proprio da Giovanni Bellini. Perché, ci si può chiedere, è così importante e perché si è formata una scuola che non è da tutti, fra l'altro, i grandi artisti mettere insieme e gestire. Quindi il nostro percorso in mostra è un percorso che racconta Bellini, che mostra però anche la eredità. Naturalmente in mostra vi sono i due capolavori che spiccano, cioè la Madonna col bambino col manto rosso e l'altro, il Cristo portacroce. Sono sicuramente le emergenze assolute della mostra, ma un ritratto come il piccolo ritratto di Andrea Previtali, oppure alcune delle Madonne, per esempio quella di Pasqualino Veneto, dove si vedono che l'insegnamento di Bellini fruttifica, per esempio la introduzione del paesaggio che diventa coprotagonista del dipinto e quindi apre sul tema della natura, che è un tema molto importante perché diventa paesaggio e il paesaggio diventa un altro dei grandi temi portanti della pittura fra 4 e poi soprattutto nel 500. Se poi dovessi a questo punto riassumere la mostra, che cosa sia e come si presenta, è un viaggio attorno alla figura di Bellini, attorno all'ambiente fisico proprio, oltre che culturale, che lo circondava, quello dei suoi allievi, quello dei seguaci e quello delle forme e delle figure che essi, derivando da Bellini, mettevano in forma nei loro dipinti.